Buongiorno a tutti, buongiorno alla tavola della Presidenza, grazie per l'invito che mi è stato rivolto. È un invito che ho accettato con particolare piacere e voglio dirlo subito, non sono qua solo per una ragione di normale, dovuta cortesia politica e tantomeno sono qua alla ricerca di, come dire, in un'operazione di marketing politico, alla ricerca di consenso o di strumenti attraverso i quali poter certificare quell'alleanza di cui si è parlato e in qualche modo poterla mettere in cassaforte o blindarla per il futuro. Assolutamente no. È emerso dalle relazioni di chi ha aperto questo congresso qual è il momento particolarmente difficile che stiamo vivendo. È un momento purtroppo forse unico dal punto di vista storico, ma unico per la sua negatività, per le criticità che stiamo vivendo, per l'attacco senza precedenti agli istituti fondanti della nostra autonomia. Allora io sono qua perché credo che sia giusto e voglio raccogliere in pieno l'appello che è stato fatto, che ho credo compreso molto bene, che voglio fare mio, che è un appello che chiama all'unità, ma che chiama all'unità tutti coloro i quali, come diceva il Presidente Sanna richiamando quelle due figure importanti, i presidenti storici che l'hanno preceduto, è un appello importante a coloro i quali fanno politica ma la fanno volendo mettendo in primo piano la salute. Credo che sia questo il motivo che deve spingere il nostro agire quotidiano, credo che sia questo forse il motivo vero che è alla base di un accordo, che può ancora essere alla base di un accordo, che deve essere alla base di un movimento della classe dirigente sarda, che deve essere alla base di un'azione che deve essere un'azione comune, che è un'azione che vada, che sia capace di andare oltre le appartenenze e che sia capace all'interno delle appartenenze di andare oltre quelle che sono le divisioni quotidiane, anche piccole, talvolta misere, nelle quali ci dibattiamo e che spesso ci fanno perdere di vista l'obiettivo principale. Noi ci siamo incontrati nel 2009 e abbiamo fatto un accordo, abbiamo stipulato un accordo. Quell'accordo, l'ha detto il segretario, comprendeva una serie di punti, alcuni sono ancora da realizzare, su altri si sono messi basi importanti e non è stato facile, è stato detto, non è stato facile e credetemi, per me forse è stato ancora meno facile, anche se io prima di tutti avevo il dovere, era un imperativo categorico di doverlo rispettare, perché mi sento soprattutto in quell'aspetto pienamente e totalmente e profondamente sardo. La parola data si rispetta e quindi la parola data andava rispettata, ma era facile da un lato rispettarla perché era una parola data rispetto a argomenti nei quali io credevo e mi riconoscevo, pur essendo in parte diversi rispetto a quella che era la mia posizione politica di appartenenza, il mio partito di appartenenza, e nello stesso tempo era difficile proprio perché alcuni aspetti erano lontani dalle posizioni nelle quali il mio partito si riconosceva. Ma allora, come oggi, ho voluto, e credo sia stato giusto, mettere al primo piano i sardi e la Sardegna. E allora abbiamo fatto la battaglia sul nucleare e l'abbiamo vinta. Stiamo conducendo una battaglia per la flotta sarda e non l'abbiamo vinta ancora. Abbiamo solo messo insieme alcuni aspetti, alcuni punti importanti, per certi versi straordinariamente importanti e forse di portata storica, ma non sono ancora sufficienti per vincere una battaglia che ci vede schierati contro poteri, o che vede schierati contro di noi poteri forti, fortissimi, e che vede governi di diversa estrazione politica, tecnica, di diversa appartenenza, che si sono opposti in modo forte, in modo virulento e anche, devo dire, del tutto scorretto rispetto a quello che dovevamo fare. Abbiamo
fatto un accordo sull'Assemblea Costituente. Voi sapete che io personalmente, al di là delle posizioni del mio partito e di altri partiti della maggioranza, ho sempre creduto nell'Assemblea Costituente, l'ho sempre sostenuto, ho sostenuto un referendum che consentiva ai cittadini sardi di esprimersi rispetto a quel tema e ancora oggi continuo a crederlo. Ma se tutto questo è vero, allora è vero che questa azione, questa buona volontà, questo impegno, questo rispetto reciproco, il rispetto della parola data che abbiamo messo in campo, questi valori che siamo stati capaci di mettere in campo, a maggior ragione oggi dobbiamo metterli in campo per difendere la Sardegna in un momento difficilissimo. Purtroppo, e lo dico veramente con grande dispiacere, il confronto con lo Stato italiano oggi è un confronto che si sta giocando e si è giocato più sulle aule o nelle aule giudiziarie piuttosto che nel contesto politico, piuttosto che nel confronto leale che avrebbe dovuto caratterizzare i rapporti nell'ambito di una leale collaborazione che deve venire prima di tutto quando ci sono due livelli istituzionali che si confrontano. Invece no, abbiamo dovuto ricorrere alle aule di giustizia, stiamo ricorrendo ancora in questi giorni, abbiamo ricorso contro provvedimenti del governo, ricorreremo anche contro quella quelle norme che stanno minando alla base la nostra possibilità di sopravvivenza. E allora, se tutto questo è vero, bisogna che a maggior ragione oggi uniamo le forze. Vengo da 10 giorni faticosi perché li ho trascorsi, gran parte di questi li ho trascorsi fuori Sardegna e li ho trascorsi in un contesto europeo. E in un contesto europeo stiamo portando avanti un'altra battaglia, ne stiamo portando avanti più di una, ma ne voglio citare due. Ne stiamo portando avanti una che è quella per le regioni intermedie, che è quella categoria di regioni che se riuscissimo ad affermare sul livello europeo potrebbe consentirci di non perdere centinaia di milioni, che sono quelli dei fondi europei che sono destinati alla nostra condizione attuale, che andremo a perdere nella fase di transizione andando verso la cosiddetta CRO, verso quella nuova zona che ci vedrebbe con una montagna di risorse molto più limitato. Pensate che nell'intero periodo di programmazione la differenza di risorse che ci spetterebbe rispetto all'obiettivo 1, dove noi non siamo più, spetta un 1.000 euro per abitante per l'intero periodo di programmazione. Nella posizione in cui ci troviamo oggi ci spettano 413 euro, nella posizione di arrivo ne spettano 65, e il che tradotto in cifre assolute significa centinaia di milioni di euro che andiamo a perdere. Le regioni intermedie ci consentirebbero di tenere ferma questo tipo di contribuzione e ci consentirebbero di stare in una zona che non è la stessa della città di Londra. Faccio un esempio che è stato fatto più volte in questi giorni, che ha il 322% di PIL e che non può stare alle medesime condizioni di chi ha il 75 o l'80% di PIL. Ebbene, noi in questa battaglia abbiamo con noi la Commissione Europea, che è d'accordo sulle regioni intermedie, abbiamo con noi l'Europarlamento che è d'accordo, abbiamo contro di noi lo Stato italiano che non è d'accordo e che si oppone rispetto a un provvedimento che interessa in Italia la Sardegna, il Molise, la Basilicata e l'Abruzzo, e che vede il governo italiano per una questione da un lato di differenze di contribuzioni, dall'altro di difesa di altri interessi, di altri territori, in una lotta fratricida, vede il governo italiano schierato contro questa ipotesi. E abbiamo combattuto e stiamo combattendo in Europa per cercare di affermare questo tipo di principio. E come lo stiamo facendo? Lo stiamo facendo anche attraverso delle alleanze strategiche, ed è dei giorni scorsi un'alleanza che io reputo molto importante. E non è un caso se questa alleanza l'abbiamo fatta con una regione particolare. L'abbiamo fatta nell'ambito della conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa. L'abbiamo fatta presentando un programma comune e ottenendo da un lato, per quanto riguarda la regione Sardegna, la presidenza delle commissioni isole,
dall'altro per quanto riguarda la regione Catalogna la vicepresidenza della Commissione Isola, e nella Commissione Intermediterraneo le parti sono invertite, la presidenza la Catalogna e noi la vicepresidenza. Abbiamo stretto un'alleanza strategica con quella regione sulla base di un programma che porta come punti principali i trasporti e l'energia, perché riteniamo che per poter andare in un percorso di affermazione della nostra identità si debba prima di tutto fare un percorso che in qualche modo ci possa emancipare da una dipendenza. Allora dobbiamo prima di tutto conquistare la non dipendenza e stiamo lavorando per conquistare quella non dipendenza, e lo stiamo facendo con alleanze strategiche con altre regioni che siano in grado di fare il medesimo ragionamento. Ebbene, il passo, voi ne parlerete oggi, è un tema a voi caro, è forse il tema centrale dei vostri ragionamenti, dei vostri valori anche. Il passo dalla non dipendenza è quello di arrivare poi alla indipendenza. Io voglio esprimermi anche rispetto a questo processo che voi state mandando avanti, e lo voglio fare anche forse a costo di attirarmi qualche critica, non da voi, credetemi, lo voglio ribadire prima di dirlo, non sono qui per conquistare o per strappare un pizzico di consenso o qualche applauso per mettere in cassaforte accordi o cose di questo genere, anche perché siete persone troppo, come dire, serie e intelligenti da poter essere turlupinate con due parole da un palco, quindi sarebbe veramente fuori luogo fare un ragionamento di questo tipo. Però siamo in un momento straordinario, è stato detto nelle relazioni di apertura, non siamo in una condizione ordinaria, siamo sostanzialmente in guerra, perché l'atmosfera che stiamo vivendo è quella di una guerra, e allora in una guerra bisogna essere anche capaci di usare strumenti forti, bisogna essere forse anche capaci di andare oltre quello che è l'orizzonte normale, quello ordinario, quello quotidiano. E in questo tipo di ragionamento io credo che in questo grave momento sia necessario avere punti di riferimento, sia necessario avere porti sicuri nei quali potersi rifugiare, sia necessario avere alleati sicuri, e certamente l'identità, il sardismo oggi sono gli unici alleati possibili per vincere delle battaglie importanti contro lo Stato. Allora, quando sono arrivato mi è stato regalato l'hai comprato? No, mi dice l'ho comprato, ma mi è stata regalata una dedica su un libro che ho comprato, che è uno dei libri che stava nel banchetto. La dedica, la posso leggere? La dedica, si dice con la grafia. Sì, la grafia è un po' difficile, però l'ho memorizzata bene. L'indipendenza della Sardegna la si può ottenere solo con tutti i sardi. Vorrei iniziare da te. Bene. Io, cari amici sardisti, c'ero per l'accordo del 2009, ci sono stato quando abbiamo lavorato per realizzarlo, ci sarò ancora perché la legislatura non è finita e noi dobbiamo ancora realizzare dei punti, ci sono anche sul resto. Grazie. Grazie Presidente. Sappiamo bene che siamo il partito più fotocopiato d'Italia. Non vedo il segretario del partito